La richiesta dell'ultimo saluto in divisa testimonia l'amore per il comando della polizia locale, l'amore per la città di Treviso e per i trevigiani. È una divisa che aveva tatuata nel cuore. Indosserà la sua divisa anche per l'ultimo saluto il comandante Andrea Gallo, con quell'orgoglio e quello spirito di servizio che sempre lo hanno contraddistinto, pure nei momenti più bui della malattia, un tumore che lo ha colpito ancora nel 2022 e contro cui ha combattuto fino alla fine senza mai mollare il comando di Via Castello d'Amore e i suoi agenti, una divisa che aveva indossato per la prima volta a metà degli anni 90 nei comandi del Veneto orientale, Caorle, Jesolo e poi San Michele al Tagliamento, dove era divenuto comandante e anche segretario comunale ad interim. Nel 2019 l'approdo a Treviso a fianco del sindaco Mario Conte. Per me era diventato un punto di riferimento e un amico, e quindi perdo davvero, davvero tanto, però ci lascia tanto e quindi custodiamo dentro di noi quei valori, quella correttezza, quella serietà, quella credibilità, quella cortesia, quella disponibilità, quello spirito di servizio che hanno caratterizzato il suo operare quotidiano. Una operatività alla quale Gallo non ha mai voluto rinunciare, sempre al lavoro, sempre sul pezzo, nonostante i 9 cicli di chemioterapia affrontati, il malore fatale a tarda sera. Andrea stava combattendo come un leone contro una malattia che era riuscito in modo straordinario a tenere a bada, però evidentemente il fisico poi ha ceduto con altre criticità, in questo caso con il cuore. Gallo, 54 anni, lascia la mamma Rosetta e la sorella Stefania, l'ultimo saluto martedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Ceggia. Lui serviva la comunità trevigiana con amore totale. E devo dire che poi i risultati si sono visti e l'affetto che sta ricevendo in queste ore ne sono la testimonianza. Il cordoglio infatti è generale, dal vescovo di Treviso Michele Tomasi al presidente della provincia Stefano Marcon, passando per Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio, tutti a sottolinearne le doti umane e professionali. Gallo, laureato in giurisprudenza e lettere, era arbitro di calcio e per 10 anni giornalista pubblicista. A Casugana è il momento del dolore, ma anche della gratitudine. Io posso solo che ringraziarlo per quanto ha fatto con la divisa e quanto sta ancora facendo senza divisa, perché poi i valori che ti trasmette continuerà a trasmetterli, però grandi insegnamenti di vita. La vita è bella e bisogna lottare per tenersela, esattamente come ha fatto il comandante Andrea Gallo.